il presentatore Simone Gungui. Buonasera, buonasera a tutti. È vero, c'è anche Max, ma è Max Locker. Ah no, scusate. No, c'è anche Max. No. Io non ho capito. O stai lecchinando la produzione qua perché non sto capendo cosa succede. Ma la produzione che decide. Forse è la mia ultima puntata, fatemi un bel applauso così magari la prossima settimana non ci sono più. Cioè, qua stanno sparando sulla Croce Rossa praticamente. Cioè voglio dire, ce l'hanno tutti con me. Basta, c'è un crollo, ciao. Un applauso a Max Locker che è qua con noi questa sera fuori onda. Un altro applauso, un altro applauso a Max Locker. Sono vittima degli scherzi. Allora, no. Tra l'altro mi hanno fatto i complimenti perché la scorsa settimana hai fatto un blocco tutto da solo senza avere bisogno del mio aiuto. Sei stato bravissimo, quindi grazie. davvero bravo. No, sei il re della telecamera, tra l'altro. No, c'è rimasto male per questo. Va bene, dai. Buonasera a tutti e benvenuti. Questa è la quarta puntata di Fuori Onda, la seconda edizione. Siamo davvero molto contenti perché è un successo meritato per quanto riguarda tutti gli artisti che abbiamo, perché c'è un affetto che riscontriamo tutti i giorni in strada e tanti complimenti e sono meritati perché i ragazzi, gli artisti che si esibiscono all'interno di questo programma sono bravi e qua ci va l'applauso a schiaffo, vai! Scusa, vorrei dire, dilla. Ci sono arrivate veramente centinaia di mail. Addirittura? Ma cosa dico centinaia? Decine, penso. Ma no, no, allora, guarda, ne leggo qualcuno al volo. Ce l'abbiamo. Allora, Elisa ci scrive complimenti, il programma è bellissimo, Simone sei troppo forte, poi ci scrive anche Laura, vi seguo ogni lunedì, mi fate troppo ridere, Simone sei bellissimo, poi c'è Alessandra, Simone sei troppo affascinante, non mi perdo una puntata da quando ti scusa un sento. attimo. Questa è la mail della tua ragazza che hanno i nomi diversi, la solita storia. Ma cosa la vogliamo finire con questa storia? Ma cosa c'entra, scusa? Voglio dire, favore, basta con questa storia qua. A parte che scusa, tu come fai a sapere la mail della mia ragazza? Quale? I Bilama, la nostra band! Andiamo argomento. Non è che dobbiamo svelare tutti gli arcani, no? Per dire, no? Vabbè, comunque. Vabbè, salutiamo i Bilama e ne parliamo dopo. Sì, assolutamente. Allora, un avviso importante, il 29 ottobre qua in questi studi ci sono i casting di Fuori Onda. Addirittura? Spero non sia per i conduttori, no, nel senso, no, mi hanno detto i casting di Fuori Onda. Io ho chiesto, ma per i comici? Niente, non lo so, vediamo. No, quindi se volete insomma venire qua nei nostri studi, chiamateci, i numeri li vedete qua in sovraimpressione, insomma potete partecipare anche voi. Dopo la band vi presentiamo colei che è la nostra compagna. Colei? Ma sì, la compagna in questo lungo viaggio, Miss Bida! Colore a manetta, certo. Dai. Ma scusa, compagna di questo lungo viaggio, porta anche sfiga, sembra una cosa che stiamo andando a morire. No, vabbè, ma per dire che... Le puntate sono tante, dai. È che le puntate sono tante, già lo so, poi con voi due il tempo neanche passa così in fretta. No, dai, no. Veramente. Ma scherziamo. Ascolta, comunque volevo dire una cosa. Sì. Siccome vi ho sentito e vi siete dimenticati di dire un sacco di cose come sempre. Come sempre. E per una volta io ero attenta lì dietro. Sì, esatto. Chi tutto vuole venire, cioè proprio chi tutto vuole venire, comici, cantanti, cabarettistici, prestigiatoristici, tutti quelli che, quello che sapete, se sapete pulire bene, là, capito? Potete venire a fare tutto quello che volete, va bene? Ok. Quindi aspettiamo praticamente tutti. Esatto, va bene. tutto. D'accordo. E salutiamo coloro che sono venuti a trovarci qua anche questa sera, le associazioni le presenteremo. Strano. No, Strano. dico, le presenteremo mano a mano, però subito salutiamo i fedelissimi di Fuori Onda, ovvero la Special Olympics. Grandi. Adesso andiamo avanti? Iniziamo subito. Iniziamo con la rubrica dei sosia questa settimana. Sì. Iniziamo con la rubrica dei sosia? No, iniziamo con i tre messicani, ma va bene lo stesso. No, nel senso, perché... È il bello della diretta. Meno male che ce l'hanno anche scritte le cose. Bellissimo, scritto ma non l'abbiamo letto. I tre messicani!